Inaugurazione del primo lotto della terza corsia dell'autostrada A4, ghiotta occasione per il presidente del Veneto Luca Zaia per lanciare un assist alla sua omologa presidente del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani. Creare una sorta di holding per la gestione delle concessioni autostradali, assist subito preso dalla Serracchiani che prontamente spiega che la cosa è prevista dallo stesso decreto Sblocca Italia. Poter consentire proprio al nord, sia nord-ovest che nord-est, di creare le condizioni di queste aggregazioni, di calmierare il costo delle tariffe e allo stesso tempo cercare di ottenere anche un prolungamento delle concessioni che sono quasi tutte in scadenza e sono tra l'altro i concessionari che hanno il maggior numero di investimenti in pancia. Passante e terza corsia ben rientrerebbero in tale gestione, primo lotto della tanto attesa terza corsia che viene consegnato in anticipo sui tempi. Questi sono cantieri consegnati 8 mesi prima, stiamo parlando della terza corsia, il tratto Quarto Daltino San Donà, per noi significano 18 km e mezzo di infrastruttura. 18,5 km di autostrada, 5 sottopassi, 9 cavalcavie e 5 ponti danno la dimensione dell'opera. Opera cerniera, il ponte sul Piave. Era il 2013 quando il vecchio ponte è stato fatto saltare per dar corso a una nuova opera, un ponte a 4 corsie con 2 viadotti separati, 672 metri il viadotto verso Trieste a 7 campate e di 740 metri 8 campate quello verso Venezia. Oggi la benedizione e il taglio del nastro. È un ponte fondamentale perché segna il confine e quindi la fine dei lavori di questo lotto e quindi è propedeutico a tutti il resto che mi auguro avranno inizio penso nella prima metà dell'anno prossimo. Se il primo lotto viene consegnato alla cittadinanza e alla viabilità 43 milioni di veicoli che attraversano la zona, di cui 10 milioni sono mezzi pesanti, il lavoro di completamento della terza corsia è ancora al di là da venire. Se i vari lotti sono stati progettati ed anche aggiudicati, ancora da reperire sono tutti i finanziamenti, soprattutto per il prossimo importante lotto, il terzo. Stiamo correndo per trovare le risorse perché il contratto si potrà sottoscrivere soltanto se avremo la copertura finanziaria dell'intero lotto e come è noto purtroppo questo ancora non è pienamente possibile. Di fatto i tempi si allungano, rivisto il piano economico-finanziario, spezzettate le opere e i finanziamenti, si parla del 2022 per arrivare almeno al 70% della terza corsia pronta.